Bella raga, c'è tutto il comandone veneziano, dobbiamo correre perché Fioi qua fra un po' esce F1 Manager 2023 e voglio finire questa stagione a costo di simulare le ultime gare, siamo già campioni. Niente, facciamo Monte Carlo, strategia pazza perché? Perché piove tra poco, dopo pochi giri, quindi cercherò di dare tutto con le soft, sperando di non cappellare. Io direi di andare, siamo in pole, però abbiamo più faticato anche questa gara un po' come nell'ultima, insomma, qualifica è un po' difficile rispetto al solito. Dai che andiamo. Pop, pop, pop. Vediamo di fare 3 gare a video. Go, go, go. Push, push. Qua c'è il classico copy, uno dei più classici copy della storia. Ok, Beppe. Andiamo. Attenzione. Dovrebbe piovere a breve, speriamo. Tanto lei che è già in una fuga devastante. DRS enable, enable. Copy. Ok, Leclerc è già in una fuga. Leclerchiana. Vediamo se il Kuma ha ragione. Attenzione, 100% pioggia tra 4 minutes. 100% pioggia battente, signori. E qua so cazzi. E qua so cazzi. Pista bagnata, quindi potrebbe essere sopra i 4 anche. Diluvio per fino al... Potremmo tentare le full wet addirittura? Non lo so. Non lo so. Mo' vedremo. Copy, copy, copy. Comincia a piovere, comincia a piovere. Io con Sainz rischio, posso permettermi di rischiare addirittura le full wet con il signor Sainz Junior. Vediamo se va già ai box Junior, vai box Junior, ai box Junior, ai box Junior, ai box Junior. Ai box Junior. Addirittura full wet per Junior, full wet per Junior. Si prende un rischio veramente incredibile. Vediamo. Ok. Vediamo. Adesso bisogna proprio capire qua qual è la scelta full wet anche per Verstappen. Intermedie per Alonso, è un bel casino perché... Copy. Bah, non lo so, io andrei anch'io sulle intermedie onestamente. Per capire sinceramente. Intermedie per le Charles. No, 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 secondo me no. No, no, full wet, sta troppo velocemente, sta cambiando il tempo. Avevo perso tantissimo ovviamente, vediamo. Sì, sì, la full wet perché siamo già a 3,45. Pioggia copiosa, pioggia copiosa. Ok. Pioggia, pioggia, pioggia. Ok, abbiamo Sainz, Verstappen. Siamo tutti vicinissimi. Sì, full wet, signori. Full wet, sì, sì, sì. No, attenzione, sta calando, sta calando. Ai ai ai. Incredibile. Ma 3,71. Nessuno ovviamente va ai box, però qualcuno va. Sainz è primo.
Verstappen ai box. Pippo Verstappen ai box. Vediamo un attimo le condizioni. Danno pioggia leggera, sì. And we need to push for these laps. You're doing a good job. Yeah, copy. Intermedie. Can push from there. Okay. Ok, intermedie. And box now. Box, speed confirm. Con Sainz aspettiamo un attimo. Copy box. Con Sainz possiamo. Yellow flag veloce. C'è stato un testacoda? Ok, adesso sta calando, sta calando. Sta perdendo molto Junior. Quanto abbiamo di pioggia ancora fino al 30? No, devo andare per forza ai box. Perdo troppo se no. Vai. Sainz ai box. Devo un attimo recuperare però Benza. Yellow flag veloce, yellow flag veloce. C'è un testacoda. Verstappen, testa coda di Max, ma rimane comunque primo, signori. Devo tenere la benzina, quindi è per quello che sto un po' perdendo. Ma non stiamo più dominando come prima, signori. Non si domina più come prima. Adesso vado veloce, ragazzi, ma devo finire la serie per cominciare F1 23. And no more rain. Let me know on track conditions. Ok, non c'è più pioggia fino a fine gara. Copy. No lift off needed. You are doing a good job. Opzioni box, dura 34 laps e siamo, scusate un attimo. Siamo al 29esimo, 39, 89. Con Leclerc. Andiamo sulle medium. Con Sainz invece soft. And no more rain expected. Let me know on track conditions. Copy. Copy. Entrambi ai box, entrambi ai box. Okay, copy. Bravi, 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 bravi. And we need speed limiter on. Speed limiter on. Molto bene, molto bene. Però becchiamo un po' di traffico. Questa non ci voleva. Ok, stiamo su aggressivo. E andiamo così. And slow down now. Standard e così. E vediamo. Vediamo che succede. Verstappen purtroppo rimane primo. Max ha messo le hard però, attenzione. Max vuole arrivare fino in fondo. Max ha un ritmo migliore rispetto al nostro. Siamo secondi e terzi per il momento. Max ha un ritmo migliore. Attenzione, yellow flag, incidente, yellow flag, yellow flag. Copy. Sembra una yellow flag C'è tranquilla. un incidente. Valtteri Bottas. Sta arrivando Lec, sta arrivando Lec. Ancora yellow flag veloce. Lec è primo, Lec è primo. Ah, un testacoda. È primo Lec. Adesso Lec vuole la fuga. Non hanno pagato molto le soft. Verstappen vorrà arrivare sicuramente fino alla fine. E ce la fa anche.
questo punto spremiamo, tanto dovremo farne comunque un'altra. Dovremmo fare comunque. Sainz deve andare ai box. Scelta sbagliata purtroppo con Junior. Non una grande scelta. Ok, Sainz prova a spingere. Was a strong lap. Leck è finito, Leck è finito. 34 giri possiamo farli sulle soft. Box this lap, box. Verstappen ha puntato su un'unica sosta. Vediamo chi ha ragione. No DRS. No DRS for him. Ok. Ok, Leck è a 18 secondi. Sarà difficile recuperare, raga. Vediamo. Sta sicuramente recuperando, però bisogna capire quanto dureranno anche le gomme. Si è preso un bel rischio anche Leck. Mamma mia, tutti doppiati praticamente. Gara incredibile. Otto secondi. Niente, le soft non durano, non c'è niente da fare. Le soft non durano. Male, male, male. Verstappen purtroppo sembra di un altro pianeta. Male, Verstappen tenta il recupero, ragazzi. E la cosa, ahimè, è abbastanza ufficiale. Sono senza gomme, Dio sa. Dobbiamo tenere. Come è messo Max? 41%. Comunque è messo male anche Max, in realtà. Mamma mia, solo 5 piloti a pieni giri. Pazzesco, signori, pazzesco. Vabbè, finisce qua con le gomme praticamente finite, secondi e terzi. Max va a vincere il Gran Premio di Monte Carlo, meritatamente. Bravi loro. Nessun ritiro gara anonimo, Monte Carlo è sempre un po' così. E sale sul gradino più alto del podio. Seconda gara che perdiamo, ragazzi. Piloti 164-122, costruttori. Ancora dominiamo, ma la Red Bull tenta di recuperare. Raga, primi e secondi in Azerbaijan, torniamo a fare la voce grossa, ma nello sviluppo la Red Bull ci ha superato in alcuni settori, quindi ci stiamo sviluppando anche noi sotto scocca un telaio nuovo per cercare di tornare primi a comandare in tutto. Leclerc parte con le medie soft, mentre hard, medie, soft per Carletto, cioè per Sainz. Sainz parte tutto no, aspetta. Sorry. Parte, diciamo, scusate, diciamo aggressivo e equilibrato, mentre il buon Sainz Junior sempre aggressivo. Vediamo se può andare. Vai. Allora, carburante, un po' di carburante, che abbiamo visto che è una strategia che va per noi. Vai. Abbiamo 3 gare oggi. Mentre i piloti prendono posizioni. L'attesa è finita e Top. inizia il Gran Pop. Premio dell'Azerbaijan. Pop. Prima fila Ferrari, dai ragazzi. Luci spente e Verstappen sta tentando di recuperare. Ok.
Aggressivo. Potenza. Yeah. Abbiamo tanta benzina, abbiamo visto che a volte funziona. Almeno a noi funziona. Vediamo. La Red Bull passa. Subito però Verstappen. Verstappen, ragazzi, è un missile. Diciamo che a Monaco ho sbagliato un po' le strategie. Vai, Lec. Vola, Charles, verso l'Eternity. And just Momento a puoi reminder spingere of il the neutro. Copy. E ne ho copy. And DRS is disabled. Io ho capito. DRS disabled. Ok, Sainz e Verstappen se le stanno dando di santa ragione ed è importantissimo questo, così Lec può scappare. Dai, Lec. Scappa, Lec. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Bravo Junior, grande Junior. E se ne sta andando anche Junior per il momento. Chiaro che il carburante in più pesa, ma possiamo tirare a bomba. Ci stiamo, diciamo, alleggerendo. Ok, siamo in pieno controllo adesso. Dai ragazzi. Fuga importante di Lec e Sainz. Sainz adesso sta cominciando chiaramente a patire di più. Allora, Lec deve andare ai box tra il 15 e il 21. Ok, siamo nella finestra box. Opzione box, vai di medium. Lec adesso ancora aggressivo. Come prima. Ok, Lec comunque è secondo. Questo va benissimo. Incidente, incidente. Virtual safety car. Copy. Virtual safety car. virtual safety car deployed. Poteva essere un po' prima, peccato. And DRS is disabled. DRS disabled. Ok, Slow down. Copy. vediamo. Vediamo un po'. Qui vediamo Daniel Ricciardo. Cosa ha combinato Ricciardo? Un Bello. incidente molto brutto. Ok. Charge button on. Charge button on. Yeah. Copy. Virtual safety car. Charge button on. Copy. So, Sainz dovrebbe andare tra il 22 e il 28. Siamo al giro. Manca ancora, manca, dai. Tutti vanno, però. Tutti vanno. Pit confirm box. Yeah, happy to box. Ma ormai Junior ha già passato, no, no. Non ha senso adesso. Ma non lo so, finestra box tra 2 giri. Sono un po' incerto. È un po' incerto. Virtual safety car ending. DRS is enabled. DRS is enabled. So we need to push. Copy. Ma si posso tenere ancora un po'. So deployed. Dai. Deployed. Copy.
Speriamo non sia un errore. No DRS. No DRS for him. Yeah. Ok. Ok, siamo in finestra. E mo vediamo chi avrà ragione. Primi secondi intanto con Verstappen a 21. Tanto Leclerc se ne va. Ok, andiamo di medium. Box. Box. Speed confirm and box. Yeah, box. Junior vai box. E adesso Junior ancora aggressivo, ovviamente. Head down. Okay. Vai. Incidente, ma non è previsto nulla. Qui ancora virtual, ancora virtual. Che sfiga, ho sempre No DRS. No DRS for him. un minuto dopo. C'è un incidente! Non mi interessa. 2 virtual. Ok. Lei che è sempre aggressivo, ok, tutti aggressivi. Perfetto. Buon. And DRS enable. Tutto enable, signori, tutto enable. Scusate un attimo. Guardate ragazzi, temporale. Dogo Yombari. Vai, andiamo avanti. A very good lap. Andiamo avanti, Beppe. Verso l'Eternity Glory. Venti laps remaining. Ok, finestra per Carletto. È un buon vantaggio, ma non devastante. Gara venuta abbastanza tranquilla anche qui a Baku. Nulla di incredibile da segnalare. Ok, andiamo di soft, soft, soft. Yes, box now. Box speed confirm. Copy, box. Copy. Ok, lei che è box perde sicuramente la posizione anche su Verstappen, credo. Su Max no, incredibile, godo. E Lec è sempre... No, standard, scusate, standard, standard, standard. Vai. We should slow down. Boh. Copy. Copy. Ok, quindi siamo davanti a Verstappen, che è in finestra anche Sainz. Il più veloce di Carletto, Carletto. And just a reminder on DRS. Molto bene, copy, copy, tutti copy. At the moment, we are the fastest car on track. Lec vola, Lec vola. Ok, soft. E vai. Box. Box. Yeah, happy to box. E vediamo poi Sainz. Può volare con le soft. Virtual safety car, incredibile. E qua forse va bene a Sainz, vediamo. La terza virtual safety. Virtual safety. And it will be DRS off. Incidente per Max, attenzione, godo. Crash. Incidente per Max. Questa chiaramente è per la Ferrari una notizia incredibile.
Vai. Virtual safety car ending. E va Leclerc teoricamente è il favoritissimo adesso. Mamma mia Verstappen, errore che gli può costare veramente il mondiale. Tre virtual però nessun ritiro. And DRS is disabled. Disable, disable. Yeah, all good. Sainz tenta ovviamente il recupero. Really good lap time. Ce la può fare Junior, vediamo, no, non credo. Attenzione, Bottas è terza, è pazzesco. Last lap. Final lap e Sainz ci proverà. Attenzione. Ai ai ai, Leclerc deve veramente abbassare. We need some lift and coast for tire temps. E Leclerc vince di pochissimo, ragazzi. Okay, and Mamma mia, che rischio, che rischio. Let's go! Grande Charles. E ritorna alla vittoria Leclerc, vittoria importantissima con Verstappen che sbaglia negli ultimi giri e prende una sesta posizione. Fuga leclerchiana, continua costruttori, si domina. Ragazzi, Canada, l'ultima gara per oggi. Fioi, pazzesco, chiaramente andiamo su una strategia tranquilla, standard con Leclerc per cercare di arrivare alla pioggia, che inizia la pioggia forte, intorno al 30° giro. Mentre pazza con Sainz, aggressivi con in attacco praticamente con due medie e poi vai di pioggia. Rischio, vediamo cosa succede. Primo Sainz, terzo Leclerc. Oggi si correrà sotto Prevista pioggia battente in Canada. pronti. Manca poco ormai al Gran Pop, Premio del pop, Canada. pop, pop. Chiaramente se sono safety car possiamo cambiare la situa ovviamente. Don't push. And push. Ok, Okay. vediamo. Sainz teoricamente tutti sono su hard? No. E avanti. In realtà solo Charles è su hard. Rischio leclerchiano. DRS enabled. Tutto enable, Sainz in fuga. Fuga sainziana ovviamente. Questo è l'obiettivo, Lec secondo, Lec già secondo. Oh, la Ferrari sale di una posizione. Molto bene. Adesso perde tutto però. Yeah. E lotta Verstappen dov'è? Quarto, attenzione! È riuscita a guadagnare una Safety car, incredibile. Sinceramente dopo così poco non ha senso fare nulla. No DRS. No DRS, sorry. Incredibile, auto Verstappen e Perez, pazzesco, pazzesco, questo è da guardare. play. Questo è da guardare, signori, mi stanno regalando il mondiale, signori. In tre, no, no, è stata la Toro Rosso, pazzesco, pazzesco. Gasly fuori, le due. Penso ci sia un incidente. Red Bull, pazzesco, signori, pazzesco. Siamo in regime. Siamo in regime, chiaramente nessuno va ai box, ma questo è veramente un regalo a dir poco devastante di Gasly. Safety car in this lap. Yeah. And you Ah, noi stiamo su standard. Non abbiamo nulla da rischiare. Adesso la pioggia chiaramente arriva prima. Vai. Intanto Sainz va già in fuga ovviamente. Fuga sainziana. Ancora yellow flag. Le due Red Bull fuori. Pazzesco, pazzesco sto mondiale per noi. La Red Bull sembrava rientrata, ma due errori clamorosi. Si sta regalando veramente la possibilità di andare in una fuga Sembra devastante. proprio che l'Alfa Romeo sia salita di una posizione.
Lec ovviamente sta facendo una gara al risparmio nella prima parte, è normale, ci sta. L'Alfa Romeo avanza di una posizione. Mi aspettavo un po' di fatica per Carletto. Ora la pioggia è prevista al 31esimo. Non voglio rischiare, però rimaniamo così. Lec è terzo di nuovo. Sainz se ne va. Vai. And pit confirmed. Yellow flag veloce. Stroll. Penalità per Stroll ancora. È un incidente. Ancora incidente. Blocco ruote per un avversario. Non so se sia stata la scelta giusta. Nessuno va ai box. Ecco, adesso qualcuno va ai box. Lec è primo. Quando arriva la pioggia siamo vicini. Ok, anche gli altri vanno. Solo Lec non dovrebbe andare, teoricamente qualcun altro. È riuscita a guadagnare una posizione. Vola Lec, vola. E tra poco è in arrivo la pioggia. We think there is some rain coming. Ok. Copy. Opi. Ok, inizia a piovere. Confirmed, raining. Pioggia che sarà fra 10 giri battente. Certo che rischiare di aspettare le full wet. Bel dilemma. Perché andremo sicuro in full wet. Some rain coming. Copy. Subito yellow flag. Sembrerebbe un bloccaggio. Avversario bloccato. Nessuno ancora va ai box. Perché sanno che arriverà la pioggia battente. Bel rischio, ci stiamo prendendo tutti. Adesso loro probabilmente vanno ai box. Race is long. Head down. Anyway. Secondo me ho cappellato di brutto. Vado di full wet e rischio. Ottimo sorpasso per l'Alpine. And box now, box. Copy box. Full wet per entrambi. And box, Carlos box. Sono convinto sia la scelta giusta, credo, spero. Mamma mia, stiamo prendendo tantissimo. Brutti, brutti errori. Male, male, male. Ecco, devo andare prima, devo andare. Dovevamo andare prima. Moso cazzo. Rischiamo di buttare via un'occasione d'oro con le due Red Bull fuori. Vabbè. Ok, siamo a pioggia battente. Era ovvio. Però dovevamo andare prima, dovevamo andare. Abbiamo sbagliato tanto. Mamma mia, sta diluviando. Ferrari sale di una posizione. Sta diluviando, siamo sesti e settimi però. Dobbiamo rimontare, adesso non sarà facile. Tutti con le full wet. Ma sono andato in box troppo tardi. Mamma mia, sta diluviando ragazzi, ma è pericolosissimo, è pericolosissimo. Peccato non c'era la bandiera rossa per pioggia, cazzo.
Ormai la vedo dura poter recuperare. Dobbiamo fare veramente un miracolo. La pioggia continuerà per un po' e dopo andiamo dal 56esimo con le gomme d'asciutto. Dai che stiamo recuperando Sainz, sembra avere un passo migliore però Junior. Ho capito. Stanno provando le due Ferrari. Sainz quinto, Leclerc sesto. Stiamo rosicchiando qualcosina però. Vabbè, non possiamo azzeccarle sempre. Stiamo facendo un gran mondiale. Quarti e quinti. Però siamo in rimonta, Beppe. Che la pioggia sta calando in maniera importante. La pioggia sta calando. Sainz secondo. Tutti andranno sulle intermedie adesso, però. Io sinceramente, tra poco esce il sole, io aspetto e vado direttamente di hard. Cioè di. Possiamo rischiarlo. In realtà no, ma la rischiamo. Ancora bagnata la pista. Perdo tanto. Perderò tantissimo adesso. Opzioni box. Vai di soft. E vai di soft. Però. Dovrò fare una rimonta dopo, devastante. Una posizione. Sarà difficilissimo, io ve lo dico, raga. 12 laps. Serve una safety car, solo quella può aiutarmi, se no è sicuramente finita. Serve una safety car, allora possiamo ancora dire la nostra. Vediamo, però attenzione, devo andare ai box loro ancora, And DRS is disabled. DRS disabled. Attenzione a Junior che è prima, se non ho calcolato questo. Che dovevano ancora andare ai box loro, Lec male. Guadagnare una posizione. Solo che Alonso, io sto spingendo tanto con le gomme. Problemi con le gomme se non arrivo a fine gara. Lec sesto, Lec non ne sta approfittando purtroppo. Male Lec. Oh, la Ferrari sale di una posizione. Porca miseria, oh, Bottas show. L'Alfa Romeo guadagna una posizione. Sto attenti al carburante. Attenzione. Non arrivo a fine gara. No, Lec, ti prego. Ah, ok, bravo Lec. Sainz va a vincere, grande Sainz, se l'ha meritatissima, se l'ha proprio meritata sta vittoria, bravo Sainz. Lec sesto, peccato, poteva far di più. Sinceramente, è una bella occasione, vabbè, però grande Sainz, se l'ha proprio meritata. Ragazzi, Sainz è ancora in lotta, assolutamente. Verstappen sta veramente crollato dopo sta gara. Costruttori, ormai nostra, secondo me. Raga, sotto il comandone veneziano, ci becchiamo per le prossime 3 gare. Ciao!